io senti fumo qua, c'è dentro. Quando apri questa vai dentro c'è fumo tanto a casa. Non posso salire sotto. Io ho aperto qua. Ho iniziato a urlare a tutti di uscire in balcone, che non potevano uscire, che all'inizio sono usciti che mi credevano pazza, poi ho indicato che stava andando tutto a fumo, tutto, e che non potevano uscire. Loro sono stati in balcone e ho detto state calmi, che io ho chiamato i vigili, ho chiamato la polizia e i vigili poi hanno chiamato anche l'ambulanza. Sono arrivati sono arrivati tutti mentre ero in chiamata sempre con i vigili, sono arrivati da Lunigo e da Vicenza. Hanno cercato di spegnere, però non sono riusciti subito e hanno chiamato un altro furgoncino. Perché ha bruciato i contatori, corto e bruciato i contatori e dopo è arrivato il vigile del fuoco che noi resta sempre al balcone. Dopo non l'hai visto cosa succede qua. Tanta paura. Perché io c'ero 2 bambini piccoli, uscito fumo, tanto fumo che c'era questa roba dentro e bruciato, uscito tanto fumo. Tu sei la sorella della ragazzina ferita. Ecco, cos'è successo? Com'è successo che sei ferita tua sorella? E allora, siccome c'era troppo fuoco sulle scale, non poteva scendere dalle scale, allora c'era una scala dietro messa da tanto tempo. Lei stava scendendo e siccome ha piovuto ieri è scivolata giù dalle scale, però non è che si è buttata. Come sta adesso? Adesso ha una ferita, grave dietro e è ricoverata all'ospedale per un paio di giorni. Adesso non c'è cosa fai, non c'è a casa, non si trova a casa per dormire. Certo. Sì, loro hanno detto non posso entrare dentro. Adesso è occupato. Certo. Sì. Grosso problema veramente. Sì, grosso problema per noi. Ecco, Tanti problemi.